12:15, buongiorno e ben ritrovati in diretta su Antena 3, un giorno storico, quello di ieri, ovviamente quello di oggi con tutte le conseguenze per il voto straordinario che alla fine viene letto così nelle analisi di queste ultime ore, con molti partiti, lo avete sentito, che cercano di intestarsi almeno in parte questa vittoria. Io non so se possiamo collegarci subito perché è importante, pochi istanti fa Luca Zaia, lo ascolteremo tra pochissimo, ha annunciato i primi 3 provvedimenti che già aveva anticipato ieri, oggi li ha spiegati, quindi ascolteremo Luca Zaia tra pochi istanti. Quando in regia mi fanno sapere, noi ci colleghiamo subito con Tommaso Stoppa, lo vedo inquadrato con chi sta parlando, vediamo se riusciamo a sentirlo. Non lo sentiamo, allora proseguiamo, noi ascolteremo dunque nei pochi minuti che ci accompagneranno al telegiornale delle 12:30 il riepilogo di questa mattinata. Ha convocato, come sapete, la conferenza stampa Luca Zaia per annunciare i passi. Ieri ci aveva detto che prima del bilancio, questo è un dato importante, in Consiglio regionale arriverà questo testo per il dialogo con Roma sull'autonomia. Oggi ha presentato i primi 3 provvedimenti, tra questi per esempio c'è l'idea di inserire anche il Veneto tra i nomi speciali delle regioni con autonomia, dopo la Valle d'Aosta, così che ha detto pochi istanti fa, e lo ascolteremo, e poi ovviamente le proposte di legge e soprattutto la consulta. Ha parlato, l'ha definita così pochi istanti fa Luca Zaia, nasce la consulta per l'autonomia. Allora riascoltiamo quello che pochissimi istanti fa Luca Zaia ha detto alla stampa. Anche oggi in tantissimi erano a Palazzo Balbi da tutto il mondo per seguire la prima conferenza stampa del giorno dopo. Sentiamo Luca Zaia. Quindi cosa presentiamo noi? Presentiamo le 3 delibere che abbiamo approvato oggi e sono, ve le dico velocemente, la prima delibera è il disegno di legge di iniziativa della Giunta concernente proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione. Insomma, eccolo qui. Questa è la proposta che facciamo, ben articolata. Questo è il primo provvedimento. Come vi ho detto ieri, questa proposta la vagliamo con 2 letture in giunta, quindi la prima lettura di oggi, poi ci sarà un limbo di io spero una quindicina di giorni siano sufficienti per il confronto con gli stakeholders del territorio. Quindi cerchiamo in maniera consultiva, in maniera assolutamente libera, di raccogliere i pareri del territorio. Penso a tutti coloro che comunque vorranno essere di questa partita, penso che il contributo di ognuno sia fondamentale. I sindaci. L'ANCI si è espressa favorevolmente e penso che sia doveroso il confronto con i sindaci. I presidenti di provincia, le associazioni di categoria, le parti sociali, il mondo del volontariato, le comunità montane, insomma tutti quelli anche che non ho citato, i commercianti, gli artigiani, gli agricoltori, sarà difficile ricordarli tutti, ma ci sono tutti. Ovviamente per fare questo cosa abbiamo fatto? Una DGR per la costituzione rapida di una consulta dell'autonomia del Veneto, quindi una consulta dell'autonomia del Veneto che chiamerà tutti ad esprimere pareri rispetto a questo provvedimento che portiamo, che attenderà la seconda lettura, io spero nel giro di 15 giorni, e quindi l'approvazione definitiva con eventuali osservazioni e emendamenti, proprio per rendere disponibile il documento al territorio. E l'unico strumento è quello di una consulta dell'autonomia del Veneto, dove ognuno che sarà coinvolto porterà il suo parere limitatamente alle sue competenze. Mi sembra logico che se gli agricoltori, il mondo dell'agricoltura vede questo provvedimento, tanto per citare un mondo che conosco bene, o il mondo dell'industria o quant'altro, faranno le loro osservazioni relativamente al loro comparto e non ci saranno divagazioni sul tema, ma questo per un fatto di rapidità e di tranquillità, visto considerato che gli altri temi li affrontano gli addetti ai lavori degli altri temi. Quindi parere consultivo, consulta regionale dell'autonomia. E infine un terzo provvedimento, perché ieri non ve li ho detti tutti i provvedimenti, è un disegno di legge di iniziativa statale per l'autonomia speciale. È un disegno di legge che completa il pacchetto delle richieste dell'autonomia e dice sostanzialmente, guardate, è il disegno di legge più breve della storia della Regione del Veneto,
Il disegno di legge ha solo un articolo, articolo 1, modifica del primo comma dell'articolo 116 della Costituzione. Comma 1, ed è l'unico comma della legge. Nel primo comma dell'articolo 116 della Costituzione, dopo le parole Val d'Aosta, sono aggiunte le seguenti: e il Veneto. Quindi chiediamo anche la modifica costituzionale affinché il Veneto sia annoverato come regione a statuto speciale, quindi regione autonoma. E noi non abbiamo altro da aggiungere, se avete domande prego. Prego. Certo. Però conoscendo il diritto istituzionale sappiamo che anche per trasferire comune e nel caso di Veneto per esempio il Bolzano ci sono gli scambi, no? E chiedo che tutto 23 non rischia di diventare, cioè chiedo che tutto per averne nessuna, forse non sarebbe meglio concentrarsi su poche specifiche. No, assolutamente no, ma se ci pensate questo dibattito è surreale, no? Lo dico da un po' di giorni. Se noi fossimo l'Assemblea Costituente e avessimo le macerie fumanti della Seconda Guerra Mondiale e fossimo chiamati a scrivere la nuova Costituzione di questo Paese che deve uscire e riscattarsi da dittature, da casini che ci sono stati, da guerra e quant'altro, cosa faremmo? Scriveremmo una Costituzione che sia autenticamente federalista, autonomista e operativa. Ed è esattamente quello che i padri costituenti hanno fatto. Se voi vedete l'articolo 5 della Costituzione parla di geometria variabile, di dare autonomia ai territori. Allora, premessa, solo i pessimisti non fanno fortuna. Non esiste una trattativa nella quale tu vai a scartamento ridotto, ne hai 23 nella lista della spesa, non capisco perché devo andare a chiederne di meno. Terzo aspetto, se avessero ragionato così i trentini o i bolzanini, oggi non sarebbero due province a statuto autonomo. Penso che noi non dobbiamo assolutamente porre delle limitazioni, ma non sono ragionamenti della politica, perché da ieri sera dalle ore 23 la politica esce da questa partita, sembra quasi strano, no? Ma entra il popolo in quel tavolo delle trattative. A Roma non ci sarà più un'istanza della politica di un territorio, ma c'è l'istanza di un popolo che vota in maniera variegata, che ha idee politiche assolutamente a volte diametralmente opposte, ma che su una condizione al 98% dice vogliamo che il nostro Veneto sia autonomo. Sarà Roma a dire che 2 milioni e quasi 400 mila abitanti che sotto la pioggia vanno a votare non meritano 23 competenze ma ne meritano 1, 2, 3, 4, 5 magari anche di serie B. Noi comunque saremo lì a difendere il presidio, perché quando torniamo a casa noi abbiamo un rapporto con i cittadini, qualcun altro rischia di averlo solo con i funzionari. Allora, così Luca Zaia, lo avete sentito davvero pochissimi istanti fa, ora torneremo a collegarci con Palazzo Balbi dove ci sono per noi Tommaso Stopa e Paolo Sanavio. Quindi ha raccontato alla stampa in questa conferenza stampa quali sono i primi 3 provvedimenti. Lo avete sentito, il provvedimento che arriverà in giunta e quindi poi in Consiglio, c'è la nascita di questa consulta per l'autonomia, dunque coinvolgerà sindaci, presidenti di provincia, categorie economiche e non solo. Oggi la politica si fa da parte, a quel tavolo a Roma ci va il popolo veneto, lo ha ribadito anche poco fa Luca Zaia sulla scorta del 52,7% di affluenza al referendum per l'autonomia nella giornata di ieri, nonostante il diluvio del pomeriggio che ha frenato chiaramente il voto. In parte lo avrebbe frenato anche questo eccesso di euforia quando già alle 19 era stato raggiunto il quorum, tanto che pare da indiscrezioni lo stesso Zaia ieri avrebbe chiesto ai consiglieri regionali, agli assessori più che altro, di rimuovere tutte le dichiarazioni sui social perché i festeggiamenti avrebbero fermato le intenzioni di altri ad andare al voto sino alle 23. Il terzo provvedimento, l'avete sentito, è una proposta di revisione costituzionale, cioè aggiungere la parola Veneto ovviamente al fianco di quella della Valle d'Aosta, dunque al fianco delle regioni a statuto autonomo. Vediamo se riusciamo a collegarci con Palazzo Balbi, lo dicevamo anche perché fra pochi istanti ricominciamo con il telegiornale delle 12:30, volevamo però seguire praticamente in diretta questa conferenza stampa del governatore Luca Zaia, che sarà ospite delle nostre trasmissioni poi nel corso della giornata, anche per dare
ulteriore chiarezza, cercare di leggere insieme a lui. Avete sentito il provvedimento più breve nella storia della Regione Veneto, quello che chiede appunto la modifica e l'inserimento della parola Veneto in Costituzione, e spiegare appunto, entrare nelle righe, nelle pieghe di questi interventi e che cosa ha intenzione di fare. Sapete poi che molte polemiche, alcuni dicono che invece sia stato un aiuto poi per portare più persone al voto nella giornata di ieri, sarebbe stato quel post incriminato di cui abbiamo anche discusso nelle nostre dirette della serata di ieri, di Alessandra Moretti, che dopo mesi a parlare di sì critico invece ha cambiato idea, evidentemente raccontando della sua astensione nella giornata di ieri, e questo chiaramente ha scatenato polemiche. Poi altro intervento, Salvini ha parlato questa mattina invece di grande successo sia per Veneto che Lombardia, ovviamente, che l'interlocutore è Gentiloni. La risposta è arrivata anche dallo stesso Luca Zaia in conferenza pochi minuti fa, perché quando il ministro dell'Agricoltura Martina dice che non si va a trattare sui soldi, che è ovviamente stato uno dei temi di questa campagna elettorale, la risposta di Zaia, e conosce bene quella materia, ha detto che molti del Partito Democratico hanno sostenuto questo referendum, questa consultazione, e che Martina si occupa di agricoltura. L'interlocutore è Gentiloni, dunque il Premier. Mi fate sapere, riusciamo ad andare a Palazzo Balbi? Vedo ancora Luca Zaia, diteci qualcosa, perché se ci sono Tommaso Stoppa e Paolo Sanavio ci colleghiamo subito. All'intervista ancora Luca Zaia, la sentiamo. Qualche istante, Forse c'è qualche problema, eccolo qua, sentiamolo. Qui non vedo niente. Sario? Volevo cavarlo. Anche lei vuole. Penso che per non lasciare inesplorata nessuna possibilità approviamo anche questo disegno di legge di iniziativa statale. Il nocciolo del referendum ovviamente riguarda l'applicazione degli articoli della Costituzione, e quindi la possibilità di avere le 23 competenze e ovviamente il federalismo fiscale conseguente. Però l'altro invece prevede un cambio della Costituzione. Sì, il cambio della Costituzione, ma fra l'altro non è la prima volta che il Veneto reitera anche questa proposta, per cui per non lasciare inesplorata nessuna possibilità approviamo anche questo. Ma questo non rischia di essere un intralcio ad una trattativa? Assolutamente no, perché lo dovrebbe essere. La consulta chi sentirà e come vorrete confrontarvi? Ma la consulta sentirà tutti gli interlocutori del territorio, gli stakeholders, e ci permetterà di avere informazioni, di avere suggerimenti e pareri rispetto a quello che è il nostro disegno di legge, un disegno di legge che applica gli articoli della Costituzione dai 116 ai successivi. Con che tempi? Beh, i nostri tempi saranno veloci, io penso un paio di settimane, se ci sarà collaborazione immagino sì da parte del territorio avremo già le prime risposte, dopodiché si andrà in Consiglio regionale, perché ricordo che la nostra legge referendaria prevede l'approvazione di un disegno di legge di iniziativa statale. A livello istituzionale e a livello politico come vuole coinvolgere le altre forze politiche e le critiche che vengono anche sollevate? Ma che si sollevino critiche ancora prima di aprire bocca è difficile, anche capire che critiche sollevano, però dico anche che noi coinvolgeremo con la consulta regionale su un fronte e poi con la discussione in Consiglio dove tutte le forze politiche sono coinvolte. L'Italia federalista è un bel sogno o può essere realtà? Ma è realtà, se leggessimo bene la Costituzione è realtà, ma lo è dal 1948. La deviazione e l'aspetto non positivo è sicuramente che turba tutti noi la gestione centralista di questo Paese. Noi non cerchiamo la rissa, cerchiamo la collaborazione, cerchiamo l'applicazione dei dettami dei padri costituenti e non solo a livello di regione e quindi di avere competenze. Ma il Parlamento potrebbe votare Veneto statuto speciale, potrebbe essere l'apertura che tutte le regioni chiedono uno statuto speciale. Sì, ma questo rischia di essere un dibattito surreale. Se non avessimo gli sprechi e se tutti avessero la loro autonomia, come diceva Einaudi, avremmo più responsabilità in ogni comunità. Chi ci viene a dire che questo è egoismo vuol dire che dà come presupposto che qualcun altro deve continuare a sprecare.
Presidente, però adesso si va ad una fase politica in cui si andrà ad elezioni politiche, perciò un governo che poi non potrà fare granché. Queste valutazioni politiche a chi le porgerà poi? A che governo porterà? Guardi, noi siamo davanti a un governo assolutamente in carica, ha i pieni poteri per approvare una trattativa, per firmare un'intesa con la Regione del Veneto e la Regione Lombardia, è un governo che è in grado di inviare alle Camere l'intesa e anche di chiederne l'approvazione. Dopodiché, se questo ci farà scavallare da una legislatura all'altra, ne prendiamo atto, però dire che questo governo non ha gli strumenti vorrebbe già avere un alibi per non trattare. Grazie molto. Buon lavoro ragazzi. Avete appena sentito le parole del governatore Luca Zaia, ora proviamo a farci vedere, perché vedete la situazione anche voi qual è. Pare che proprio che l'autonomia del Veneto interessi a molte persone. Vedete quindi quanti giornalisti sono qui presenti. Il governatore ha appena terminato di dare conto di quelle che sono le iniziative della Regione all'indomani del referendum. Non si può dire che si sia fatto crescere l'erba sotto i piedi, perché già oggi in una giunta regionale convocata straordinaria ha approvato ben 3 provvedimenti che sono un po' la roadmap di quella che sarà il percorso per l'autonomia del Veneto. Il primo provvedimento è la proposta di legge nazionale che la Regione Veneto dovrà fare per chiedere tutte le competenze previste dall'articolo 116 della Costituzione. Si parla di 20 competenze concorrenti rispetto allo Stato e di 3 competenze in questo momento sono esclusive dello Stato, 23 competenze in tutto come annunciato, e uno degli articoli di questa proposta di legge statale che verrà fatta, perché ricordiamo l'autonomia dovrà essere approvata dal Parlamento perché non c'è altro modo, parla proprio di trattenere sul territorio i 9 decimi delle tasse. Cosa avverrà? Oggi è stata approvata questa proposta di legge dalla Giunta regionale in prima lettura, ci sarà una seconda lettura fra 2 settimane in cui verrà di nuovo approvata questa legge sempre dalla Giunta, ma dopo un giro di consultazioni con tutte le principali categorie economiche che rappresentano il Veneto, categorie economiche, movimenti di opinione, insomma tutti il solito giro tra i più autorevoli rappresentanti del territorio. Questa legge poi andrà in Consiglio regionale e poi verrà trasmessa al Parlamento, che ovviamente dovrà discuterla e si spera approvarla. Quindi la trattativa avverrà insomma, su questo testo che il governatore ha già predisposto insieme ai suoi tecnici. Hanno collaborato importantissimi giuristi alla stesura di questa proposta di legge, il professor Antonini è stato uno dei principali estensori. Poi gli altri 2 provvedimenti approvati oggi dalla Giunta regionale, uno è per indire una consulta sull'autonomia in cui appunto verrà molto rapidamente, dice Zaia, messo in piedi questo organismo che servirà proprio a fare queste consultazioni di cui si diceva prima con i rappresentanti del mondo economico, delle varie categorie produttive, i sindacati e chi più ne ha più ne metta. Ci sarà anche una rappresentanza politica delle varie forze politiche, anche se Zaia ha ricordato che il luogo dove queste forze sono rappresentate innanzitutto è il Consiglio regionale, quindi quello è il luogo della politica, ma che questa proposta non è più da ieri, da quando c'è stata questa partecipazione così forte, così ampia da parte della popolazione al referendum, non è più una proposta della politica, ma è una proposta e una richiesta di tutto il territorio. Il terzo provvedimento approvato oggi dalla Giunta, che non è alternativo agli altri 2 ma che segue un percorso per conto suo e che anche non venisse approvato non andrebbe a inficiare gli altri, è una proposta invece di modifica costituzionale che sarà sempre trasmessa al Parlamento dopo il voto del Consiglio regionale, una proposta di inserire anche il Veneto tra le regioni a statuto speciale. Queste dunque le 3 azioni già messe in campo dalla Giunta regionale a pochissime ore dal referendum. I tempi, secondo Zaia, tutto potrebbe essere approvato entro al massimo i primi di dicembre, completando anche i passaggi in Consiglio regionale e arrivando quindi a iniziare la trattativa con Roma entro la fine dell'anno. Questo è un po' tutto quello che il governatore ha detto fino a questo momento. Ha ribadito più volte di non cercare alcun tipo di rissa col governo, anche a esponenti del governo che hanno già iniziato a fare dichiarazioni
non sicuramente piacevoli per i veneti rispetto a questa consultazione. Il governatore ha ritenuto di non rispondere, dice non vogliamo la rissa con nessuno, noi non facciamo altro che portare avanti le richieste del popolo. È tutto da Venezia, dunque da Palazzo Balbi. Ulteriori aggiornamenti vi verranno dati nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Grazie Tommaso Stoppa e Paolo Sonavio, appunto, ci rivediamo tra pochi istanti, ora i titoli e quindi rivedremo tutte le ultime notizie con il nostro telegiornale, la prima edizione. Dopo la clamorosa risposta dei veneti, il governatore Zaia presenta i primi 3 provvedimenti con i quali la Regione del Veneto avvierà l'iter per la richiesta dell'autonomia. Referendum, plebiscito di sì, il 98% dei veneti ha detto che vuole l'autonomia della Regione, mandato fortissimo per il governatore, quorum raggiunto anche a Belluno nonostante l'alta percentuale di residenti all'estero. Boom di ascolti per la lunga diretta TV con la quale Antena 3 ha seguito l'esito del voto fino a notte inoltrata, risultati, commenti, reazioni e collegamenti in diretta da Venezia. C'è chi si è presentato al seggio avvolto nella bandiera di San Marco, chi vestita da Wonder Woman e poi il presidente di seggio che non ha sentito la sveglia, è arrivato un'ora e mezza dopo, le curiosità del voto. Maltempo nella notte, 2 giovani veneziani naufragano in laguna tra Pellestrina e Chioggia, restano attaccati a una bricola fino all'arrivo dei vigili del fuoco, in ipotermia sono stati ricoverati all'ospedale. Allerta alle gallerie dell'Accademia per un principio di incendio divampato nel cantiere aperto per lavori alla struttura, evacuato il museo per un paio d'ore, fortunatamente nessun ferito. Colpo da 20.000 euro in via Montello a Treviso, nel Mirino, la villa di un dirigente d'azienda svaligiata nel pomeriggio di ieri mentre i proprietari erano usciti per alcune commissioni. E buongiorno dunque, buongiorno, ben ritrovati in diretta con la nostra prima edizione. Riascoltiamo subito quanto pronunciato pochi minuti fa da Luca Zaia e che poi nella nostra speciale anticipazione nel telegiornale abbiamo rivisto, approfondito anche da Tommaso Stoppa inviato a Palazzo Balbi. Le 3 chiare richieste sono le prime che questa mattina Luca Zaia ha firmato insieme alla sua giunta per i prossimi provvedimenti dunque sul tracciato dell'autonomia. Riascoltiamo Luca Zaia. Quindi cosa presentiamo noi? Presentiamo le 3 delibere che abbiamo approvato oggi e sono, ve le dico velocemente, la prima delibera è il disegno di legge di iniziativa della Giunta concernente proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione. Insomma, eccolo qui. Questa è la proposta che facciamo ben articolata, questo è il primo provvedimento. Come vi ho detto ieri, questa proposta la vagliamo con 2 letture in giunta, quindi la prima lettura di oggi, poi ci sarà un limbo di io spero una quindicina di giorni siano sufficienti per il confronto con gli stakeholders del territorio. Quindi cerchiamo in maniera consultiva, in maniera assolutamente libera di raccogliere i pareri del territorio. Penso a tutti coloro che comunque vorranno essere di questa partita, penso che il contributo di ognuno sia fondamentale. I sindaci. L'ANCI si è espressa favorevolmente e penso che sia doveroso il confronto con i sindaci. I presidenti di provincia, le associazioni di categoria, le parti sociali, il mondo del volontariato, le comunità montane, insomma tutti quelli anche che non ho citato, i commercianti, gli artigiani, gli agricoltori, sarà difficile ricordarli tutti, ma ci sono tutti. Ovviamente per fare questo cosa abbiamo fatto? Una DGR per la costituzione rapida di una consulta dell'autonomia del Veneto, quindi una consulta dell'autonomia del Veneto che chiamerà tutti ad esprimere pareri rispetto a questo provvedimento che portiamo, che attenderà la seconda lettura, io spero, nel giro di 15 giorni e quindi l'approvazione definitiva con eventuali osservazioni e emendamenti, proprio per rendere disponibile il documento al territorio. E l'unico strumento è quello di una consulta dell'autonomia del Veneto, dove ognuno che sarà coinvolto porterà il suo parere limitatamente alle sue competenze. Mi sembra logico che se gli agricoltori, il mondo dell'agricoltura vede questo provvedimento, tanto per citare un mondo che conosco bene, o il mondo dell'industria o quant'altro,
faranno le loro osservazioni relativamente al loro comparto e non ci saranno divagazioni sul tema, ma questo per un fatto di rapidità e di tranquillità, visto considerato che gli altri temi li affrontano gli addetti ai lavori degli altri temi. Quindi parere consultivo, consulta regionale dell'autonomia. E infine un terzo provvedimento, perché ieri non ve li ho detti tutti i provvedimenti, è un disegno di legge di iniziativa statale per l'autonomia speciale. È un disegno di legge che completa il pacchetto delle richieste dell'autonomia e dice sostanzialmente, guardate, è il disegno di legge più breve della storia della Regione del Veneto. Il disegno di legge ha solo un articolo, articolo 1, modifica del primo comma dell'articolo 116 della Costituzione, comma 1, ed è l'unico comma della legge. Nel primo comma dell'articolo 116 della Costituzione, dopo le parole Val d'Aosta, sono aggiunte le seguenti: e il Veneto. Quindi chiediamo anche la modifica costituzionale affinché il Veneto sia annoverato come regione a statuto speciale, quindi regione autonoma. Noi non abbiamo altro da aggiungere, se avete domande prego. Allora, così Luca Zaia, lo dicevamo questa mattina, conferenza stampa convocata a Palazzo Balbi per incontrare ancora i giornalisti dopo la lunga notte dello spoglio. Un plebiscito per il sì e un'affluenza del 57,2%. Vediamo i risultati della giornata di voto ieri, anche provincia per provincia. Andiamo in servizio. Per Luca Zaia sarà il Big Bang delle riforme e se Big Bang sarà quello dell'autonomia dopo la trattativa con Roma lo si dovrà a una massa che si è riversata ai seggi. Obiettivo: votare. 98,1% sì, 1,9% no. I veneti si sono espressi e si sono espressi andando alle urne. 57,2% spettro del quorum dissolto, un trend che alle 12 vedeva già il 21% ai seggi e il superamento della barriera alle 19 con il 50,1%. Dunque 57,2% finale con quel bacino virtuale in più dei veneti all'estero, 8% che non hanno potuto votare. Vicenza la provincia al top, 62%, seguita da Padova 59,7%, Treviso 58,1%, Verona 55,5%, Venezia 53,7% e Maglia Nera a Rovigo, l'unica dove il quorum non è stato superato. A trainare verso il voto è stata la provincia, non i grandi centri. Interessante lo scarto tra città capoluogo e resto del territorio. A Padova, Verona, Rovigo, Venezia, cifre sotto il 50% con la città lagunare al top in negativo. Le piccole e medie città dunque hanno fatto scaturire l'onda, come Roverè Veronese, massimo assoluto raggiunto con il 76,2%, o Nogarole Vicentino, 75,4%, o Borso del Grappa, 70,6%. Ma ci sono stati anche i flop come Soverzene nel Bellunese con il 23%. In ogni caso, l'Urlo del Veneto parla di oltre 2.300.000 votanti, giovani e anziani, di tutte le estrazioni sociali. Chi ha votato subito, quando era ancora buio, chi ha atteso ma non si è fatto scoraggiare dalla pioggia. Un movimento di popolo che ha anche orgogliosamente rivendicato la scelta, a volte con ironia, valanghe di selfie e foto con la ricevuta di voto sui profili Facebook e anche chi ha votato avvolto nella bandiera del Veneto o persino una elettrice vestita da Wonder Woman. C'è stato spazio anche per un sorriso in una giornata storica per il Veneto e i veneti. Record di ascolti ieri sera per lo speciale che ha seguito appunto lo spoglio, le prime reazioni con i collegamenti e la lunga conferenza stampa di Luca Zaia, speciale dicevamo 20:10 in onda su Antena 3. Boom di ascolti, veneti incollati alla TV per seguire la lunga maratona televisiva su Antenna 3 dedicata al referendum sull'autonomia. In diretta i dati sull'affluenza e lo spoglio delle schede, i commenti, le reazioni dei protagonisti, le interviste alla gente e poi i collegamenti in diretta con Venezia da Palazzo Ferrofini, dove era allestito il coordinamento delle operazioni elettorali della regione, e Palazzo Balbi, dove poco dopo le 23:30 il governatore Luca Zaia ha commentato l'esito del referendum davanti alla stampa di tutta Europa. Ma penso che il passaggio fondamentale, che non è scritto ma si legge nella sentenza, ripeto, una sentenza di qualità e di spessore, è il fatto che la Corte Costituzionale molto probabilmente capisce che le riforme dall'alto non si fanno più e quindi le delega al popolo, e quindi questa regione diventa anche un elemento di sperimentazione per quelle riforme che mai a tutt'oggi si sono fatte. Quindi sempre meno simili alla Grecia e sempre più uguali o simili alla Germania. Questa è la nostra filosofia e penso che questo sia il mandato che i veneti ci danno. Grazie. Referendum sotto i riflettori, commenti di favorevoli e contrari che, appellandosi all'astensione, hanno puntato il dito su costi spesi dalla regione per la consultazione.
senza buttare risorse, si torna sempre su quello. Ma si poteva evitare di buttare risorse pubbliche, bastava che accettassero di fare un election day. È stato proposto in tutte le salse e a tutte le consultazioni, hanno sempre detto per predicare l'astensione, cioè non ci siamo, cioè mi dispiace, Ruzzante ha voluto distinguersi, si è ricavato sicuramente qualche pagina di giornale in più, ma è un ragionamento che al di fuori del palazzo non lo capisce nessuno e i veneti l'hanno dimostrato. Un plebiscito dunque con il 98% dei sì. Facciamo un passo indietro, le speranze dei veneti al seggio ieri durante il voto. Che cosa si aspetta da questo voto? Qualcosina, non tanto, però qualcosina, speriamo che ci sia un cambiamento, che ci si muova qualcosa. Che magari ci sia un cambiamento, che le tasse che paghiamo una buona parte restino qua da noi anziché andare tutte in giro da altre parti. Cambiamento, speriamo qualcosa di buono, non come adesso insomma. È giusto che ci sia un po' più di autonomia rispetto a quello che diamo, un po' più di autonomia ci fa bene sotto tanti aspetti. C'è una famosa vignetta, no? Che probabilmente questo voto non serve a niente, ma non si va a votare, o se si risponde no, dimostri che gli piace, che ci piace questa situazione. E quindi bisogna votare, sperando di far dispiacere a qualcuno. Questo voto è molto importante per il Veneto, è giusto che facciamo sentire, vogliamo l'indipendenza perché noi paghiamo le tasse, le abbiamo sempre pagato, i nostri nonni, le nostre aziende, noi lavoratori paghiamo e paghiamo anche molto salato le tasse dallo Stato. Ho 92 anni, ho voluto venire a votare. Ho deciso di venire, però non è che sia tanto convinto. Siamo convinti di far capire che ci siamo. Ecco, poi che vada come vada, non so cosa cambierà, ma... Speriamo su un cambiamento. Beh, perché è giusto, perché è un dovere votare, perché bisogna. Perché ha deciso di Perché votare? sono veneta, allora penso di essere venuta per questo. Allora, sono sicura che se tutti andiamo a votare qualcosa comincerà a cambiare. È chiaro che non può cambiare in un giorno, ma si cominceranno a vedere i frutti. Ho ritenuto giusto votare nonostante i miei anni, perché ho tanti nipoti e ho pensato a loro. Ora la pausa pubblicitaria, poi torniamo in diretta per altre novità, vi aspettiamo. Torniamo in diretta, la nostra prima edizione, dalle 4 di ieri mattina si teme per le sorti di un 44enne di Eraclea che dopo una lite con la moglie è uscito di casa e non vi ha più fatto ritorno. Il suo cellulare appoggiato sul parapetto del ponte di Eraclea, accanto una bottiglia di superalcolico, segnali inquietanti che hanno generato apprensione per la sorte di un 44enne del posto di origine polacca che a Eraclea vive e ha famiglia. Sabato sera, dopo una lite con la moglie, l'uomo è uscito di casa e di lui si sono perse le tracce. La donna ne ha denunciato la scomparsa e dalle 4 di domenica mattina sono iniziate le ricerche, concentrate soprattutto lungo l'asta del Piave che scorre sotto il ponte di Eraclea. I vigili del fuoco sono in zona con la squadra dei sommozzatori di Vicenza e l'elicottero che ha sorvolato il Piave fino alla foce, fino ad ora però senza esito alcuno. Da questa mattina è in uso anche un particolare sonar in grado di rilevare la presenza di corpi sott'acqua anche a molti metri di profondità. Lo strumento è stato fatto arrivare direttamente dal comando di Roma. A coordinare le indagini la polizia del commissariato di Jesolo, che al momento escluderebbe l'ipotesi di suicidio. Sembra che la moglie, sentita ripetutamente dagli inquirenti, abbia descritto l'uomo come un provetto nuotatore. Difficile perciò pensare che lo scomparso, pur in preda alla rabbia e allo sconforto, abbia potuto consapevolmente gettarsi in acqua di notte e in un punto dove il fiume non è impetuoso. Fino ad ora però il 44enne sembra essere svanito nel nulla.
E poi ancora operazioni di vigili del fuoco nella notte che hanno portato in salvo i 2 giovani rimasti aggrappati a una briccola dopo un incidente nautico in laguna tra Pellestrina e Chioggia. I 2 malcapitati, dopo aver urtato il palo a causa delle pessime condizioni meteorologiche, sono comunque riusciti a dare l'allarme ma senza saper indicare esattamente la loro posizione. I vigili del fuoco sono intervenuti con un gommone di alto mare, dei sommozzatori e con gli specialisti nautici del distaccamento di Marittima. Sono riusciti quindi a individuare nel buio della notte i 2 giovani grazie alle loro indicazioni di massima. I 2 uomini, colodiensi di circa 25 anni, con principi di ipotermia, sono stati soccorsi, asciugati e portati in terraferma dove sono stati quindi trasferiti in ospedale. Poi l'allarme incendio alle gallerie dell'Accademia, museo evacuato per un paio di ore. L'allerta alle gallerie dell'Accademia è scattata nel primo pomeriggio di ieri per un principio di incendio divampato nel cantiere aperto per lavori alla struttura. I vigili del fuoco hanno individuato subito la fonte del problema in un bidone all'interno del quale c'erano sostanze chimiche che hanno scatenato l'incendio e il fumo, il cui odore ha invaso le sale del museo. Le gallerie interessate in questi mesi dai lavori di ampliamento sono state immediatamente evacuate e l'accesso è stato vietato per un paio d'ore. Sul posto polizia e carabinieri hanno raccolto elementi utili alle indagini. Le sale del museo sono state messe in sicurezza e fortunatamente il fumo non ha causato conseguenze alla salute dei visitatori. Ora a Treviso il colpo nella villa di un dirigente d'azienda. Non è bastato che l'abitazione si trovi tra 2 negozi. I ladri hanno agito in pieno giorno portando via preziosi e anche una pelliccia. Colpo da 20.000 euro, abitazione svaligiata in pieno giorno in via Montello a Treviso, dove sabato pomeriggio i malviventi che hanno preso di mira la villa di un dirigente aziendale, Claudio Rosada, 61 anni, hanno prima tagliato la recinzione sul retro, poi hanno forzato una finestra e sono entrati nell'abitazione. Il lasso di tempo in cui sono entrati in azione, secondo i proprietari che erano fuori casa in quel momento, era tra le 15 e le 16. All'interno i ladri hanno portato via preziosi, orologi, anche una pelliccia, anche semplici catenine, ricordo del battesimo dei figli, oggetti dal valore innanzitutto sentimentale. Il bottino, quantificato, come detto, si aggira complessivamente sui 20.000 euro. Duro lo sfogo del padrone di casa, che ha sottolineato l'arroganza con cui i malviventi hanno agito. La villa si trova tra 2 negozi, uno di frutta e verdura e una macelleria. Significa che qui, ha detto arrabbiato e sconfortato il 61enne, comandano loro. L'episodio è stato denunciato alla polizia, anche se Rosada è convinto che la spregiudicatezza dei criminali derivi dalla convinzione di rimanere comunque impuniti. Ora a Cornedo nel Vicentino, momenti di tensione ieri sera dopo che un automobilista ha divelto una cabina del gas. Cornedo Vicentino perde il controllo del mezzo e si schianta contro una cabina del gas abbattendola e tranciando un tubo di media pressione. Grave il conducente, condotto all'ospedale. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera all'incrocio tra via Trieste e Garibaldi per tamponare la perdita e isolare tutta l'area fino all'intervento dei tecnici della rete del gas. È stato necessario chiudere a monte la conduttura per poter effettuare la riparazione con inevitabili disagi ai residenti. Ci sono volute più di 3 ore per effettuare le necessarie operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della zona. Una curiosità adesso nel Padovano, va a pesca ma non pensava di prendere all'amo un ordigno bellico. Va a fare pesca magnetica nel canale di Piazzola sul Brenta e rinviene un ordigno risalente alla Prima Guerra Mondiale, protagonista del singolare ritrovamento, un 33enne appassionato di recupero di oggetti ferrosi d'epoca. L'uomo all'improvviso è entrato in contatto con la bomba per fucile immediata, la chiamata ai carabinieri. L'ordigno è stato messo in sicurezza fino all'arrivo degli artificieri di Padova, che hanno proceduto poi al recupero e a far brillare l'ordigno all'interno di una cava a Curtarolo. Altro episodio, sempre del Padovano, riguarda invece un cacciatore rimasto ferito. Incidente di caccia domenica attorno a mezzogiorno nella campagna di Santa Croce Bigolina. Un 76enne di Cittadella stava riponendo il fucile all'interno della custodia quando è partito inavvertitamente un colpo che ha raggiunto il piede sinistro dell'uomo. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Bassano del Grappa, gli è stata riscontrata una frattura guaribile in 30 giorni. Sul posto i carabinieri. Sempre a Padova e chiudiamo così con la scelta del nuovo delegato pontificio.
Ingresso solenne nella Basilica del Santo per il nuovo delegato pontificio, Monsignor Fabio Dalcin, 52 anni, originario di Sarmede nel Trevigiano, ma residente a Vittorio Veneto. Il sacerdote ha acceso una lampada votiva, quindi ha pregato davanti alla tomba del Santo, prima di partecipare alla solenne concelebrazione della Messa con il vescovo di Padova Claudio Cipolla e con altri 22 sacerdoti. Sono cresciuto con Sant'Antonio, ha detto, in famiglia, in parrocchia e ora con voi, rivolto ai fedeli. Un messaggio antoniano che occorre continuare a proporre, mettendo Dio davanti a tutto, dandogli il primato, il che significa per ogni cristiano dire di no al male e alla violenza. In ogni uomo, ha concluso Monsignor Dalcin, anche nel più colpevole, c'è una presenza divina. Vi ricordo gli ospiti della nostra trasmissione nella giornata di oggi, intanto anche giustamente dalla regia il cartello per i contatti, lo dico ad antenna, 0422 023 0898, se c'è un disservizio o qualcosa che non funziona volete raccontarlo, i nostri microfoni, redazione @antena3.it oppure inviate sms e foto al 351 1755 340. Pochi istanti e ci sarà ore 13, la nostra trasmissione di approfondimento all'ora di pranzo insieme a Daniela Gregnanin, referendum il sì vince, cosa vogliono i Veneti ora, con Giampaolo Gobbo, già sindaco di Treviso, Nadia Romeo, Partito Democratico di Rovigo e il senatore ex Forza Italia Giovanni Piccoli. Questa sera, poi 20:10, ovviamente sul tema autonomia il giorno dopo. È tutto, adesso le previsioni meteo per le prossime ore, grazie, ci rivediamo a partire dalle 18:30. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ultime piogge, ma torna il bel tempo sulle nostre regioni in questo inizio di settimana. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto migliora decisamente il tempo, con una splendida giornata soleggiata e stabile ovunque, cieli completamente sereni su tutti i settori, come ci mostra la grafica. Le temperature massime saranno comprese tra i 14 e i 19 gradi circa, valori notturni in sensibile calo e tra 5 e 10 gradi. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui bel tempo e sole dominante ovunque, salvo qualche nube alta e innocua tra il Goriziano e il Triestino. Le temperature massime saranno comprese tra i 15 e i 17 gradi, le minime invece sugli 8-11 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Nubi sulle Alpi di confine con precipitazioni nevose intorno ai 1000 metri. Prevale il sole sul resto della regione. Temperature massime tra 16 e 19 gradi, valori notturni in calo tra 3 e 6 gradi. Il mare sarà poco mosso sulle coste e mosso al largo, i venti moderati da nord-ovest sulle zone costiere e forti invece al largo. Dal nostro meteo è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.